Buon lunedì e bentrovati ad Anteprima Corner. Facciamo il punto del fine settimana calcistico per le principali formazioni calcistiche siciliane. Come sempre tanta Lega Pro, ci sarà anche una parentesi dedicata al campionato di Serie B. Parleremo di Palermo, ci collegheremo con Marco Gullà, ma intanto incomincerei proprio dai risultati, da quella che è la situazione al momento, in attesa chiaramente che la giornata, la numero 13, venga comunque completata con le gare che sono in programma nella giornata di oggi. E allora con l'ausilio della grafica, non molto le vedremo, nel frattempo fra poco ci collegheremo anche con Alessandro Vagliasindi. Questi sono i risultati. Ad Avellino il Taranto è passato per una rete a 0, Cerignola e Crotone è finita 1-1, Giuliano Trapani 2-1, Juventus Next Gen Latina 0-0, Catania e Messina 0-0. Fra poco in campo dunque Sorrento e Casertana, e poi le altre partite di oggi: Altamura Potenza, Benevento Turris, Cavese Foggia, Monopoli Picerno. Ovviamente la classifica è una classifica parziale in attesa delle gare che abbiamo detto si giocheranno nella giornata di oggi. Il Benevento è in testa con 26 punti, poi il Cerignola a 25, il Giuliano a 23, a 22 Avellino e Monopoli, a 20 il Catania con la Potenza, 19 punti per il Sorrento, il Trapani a 18, il Picerno a 17, 16 per il Crotone, poi ancora Cavese Altamura 14, 13 punti per la Turris, Casertana 12, Latina 11 a 10, Foggia, Messina e Taranto, poi chiude la Juventus Next Gen con 7 punti. Allora, come detto, adesso ci occupiamo di Lega Pro, il primo segmento dedicato alla Lega Pro con Alessandro Vagliasindi, che avete già visto, per parlare del Catania, del derby giocato dal Catania ieri al Massimino contro il Messina. Ancora una volta un Catania che dà l'impressione di essere una squadra non in convalescenza, ma direi proprio malata, nel pieno della malattia, perché ormai la situazione va avanti da diverse settimane. Appena 3 punti nelle ultime 4 partite, un po' troppo poco per una squadra che ha ambizioni chiaramente di vertice per la classifica della girone meridionale. Alessandro, vengo da te allora, buon pomeriggio a te. Angelo, buon pomeriggio. Torniamo purtroppo a sottolineare delle criticità che erano già emerse nelle scorse partite e che si accentuano ancora di più quando il Catania gioca al Massimino. È evidente che in questa squadra ancora non ci sono delle certezze da un punto di vista realizzativo. Quando Inglese viene in qualche modo ingabbiato dagli avversari, mancano le alternative che garantiscano prolificità e soprattutto determinazione nei momenti chiave della partita. Il Catania non è riuscito a venire a capo neanche del rebus Messina, che apparentemente sembrava un rebus di facile soluzione e che invece con il trascorrere dei minuti ha aumentato ansia, paura, fatti che si sono toccati in maniera tangibile nel corso della partita. E quali rimedi ci possono essere in questo momento ad una situazione che sembra ristagnare? E innanzitutto mi sembra opportuno sottolineare una questione legata alla condizione fisica di questa squadra. È una squadra che continua a viaggiare su ritmi lenti, che consente spesso alla formazione avversaria di schierarsi per evitare guai maggiori, perché la manovra non scorre fluida, non scorre soprattutto a ritmi in grado di sorprendere l'avversario. E quando vengono fermati gli attaccanti non vedo soluzioni in altre zone del campo di giocatori che possano sorprendere le retroguardie avversarie, soprattutto gli inserimenti di centrocampisti. Ci ha provato Carpani e Di Limpero anche un po' con sfortuna, ma tolto Carpani, Luperini non è assolutamente in stato di forma ideale per determinare nel corso della partita, e gli altri fantasisti, cioè Stoppa, Jimenez
che sono stati impiegati soltanto nel secondo tempo non hanno ancora quella personalità per poter trascinare la squadra anziché limitarsi a svolgere il compitino. Un altro dato è quello dei calci piazzati, perché il Catania continua a macinare calci d'angolo, anche punizioni laterali, ma eccezione fatta per lo schema che aveva sostanzialmente messo davanti alla porta Montalto sulla sponda di Gennaro nel secondo tempo. In nessuna occasione particolare il Catania è riuscito a sfruttare tutte queste chance sul calcio piazzato. Non parliamo poi del calcio di punizione di Montalto al limite dell'area dopo l'espulsione di Salvo, perché è qualcosa che evidentemente va dimenticato in fretta. Tutte queste circostanze hanno determinato questa ulteriore battuta d'arresto, e quello che più mi ha colpito, Angelo, è che è anche un settore dello stadio tradizionalmente sì caldo ma moderato, parlo della tribuna B. Al termine della partita, mentre i calciatori del Catania passavano sotto questo settore, sono partiti insomma dei cori, delle frasi emblematiche che recitavano vergogna, 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 e questo è un dato su cui riflettere, perché evidentemente la luna di miele che era iniziata sotto la gestione Toscano-Faggiano è in qualche modo in questo momento rotta, e sarà un altro fattore importante su cui staff tecnico e calciatori dovranno impegnarsi per cercare di riconquistare l'affetto e la fiducia dei propri sostenitori. Alessandro, prima di andare avanti, Sì, sentiamo le parole di Toscano intanto nel dopo partita, ieri al termine della gara, e vediamo qual è stato il giudizio del tecnico rossazzurro. Fatta, si può recriminare che non abbiamo fatto gol, non siamo stati bravi a far gol, però la squadra voleva vincere e regalare ai tifosi questo derby, non ci siamo riusciti. Però bisogna rimanere positivi e essere fiduciosi, perché pensare diversamente non serve a niente. Noi per quello che creiamo stiamo realizzando poco, quello sì. Io dico sempre, ragazzi, bisogna essere positivi e guardare avanti con fiducia, perché prima o dopo il vento cambia, la ruota gira. Però devi insistere, sei rammaricato perché, ripeto, volevi portare a casa questa vittoria per i tifosi, per noi che ci hanno sostenuto fino al 95esimo. Noi ci siamo riusciti, però dobbiamo continuare a guardare il nostro percorso positivamente, chi siamo in questo momento, cosa possiamo migliorare, rimboccarci le maniche di nuovo martedì e lavorare sempre. Allora, queste le parole, le impressioni, il giudizio di Toscano su una partita che il Catania non ha affrontato forse con la giusta rabbia agonistica in alcuni momenti, anche perché quando poi il Messina è rimasto in 10 il Catania non ha approfittato della superiorità numerica, così come invece aveva fatto la Turris quando il Catania è rimasto in 10 nel turno infrasettimanale giovedì. Quindi forse mancano queste reazioni anche nervose nella squadra. Sì, Angelo, evidentemente ancora è una squadra che non ha riconosciuto appieno i propri leader, quei giocatori che consegnano lo spartito ideale prima della gara per poi applicarlo e suonarlo durante la partita. A un certo punto si aveva la sensazione come se il Catania andasse avanti per forza di inerzia, ma non con quella determinazione, con quella convinzione necessaria per realizzare anche un golletto che sarebbe quasi certamente valso la conquista dei 3 punti. Possiamo anche condensare questo ragionamento con i numeri, perché dopo 13 giornate il Catania in versione casalinga ha il terzultimo peggior attacco del campionato. Hanno fatto peggio del Catania, che ha messo a segno finora 4 reti al Massimino, soltanto l'Altamura e il Latina. Quindi sono numeri da questo punto di vista più da retrocessione che da ambizione per
le posizioni più alte della classifica. Alessandro, ma non è soltanto nei gol, mi pare di poter dire che nelle ultime settimane il Catania abbia un ritmo davvero molto basso rispetto magari a tutte le altre, anche le squadre che stanno nella parte bassa della classifica, vedi la Turris. Nelle ultime 4 giornate ha fatto più punti, ho citato soltanto una squadra, ha fatto più punti del Catania, ma ci sono tante altre squadre che probabilmente stanno viaggiando ad una velocità più alta rispetto a quella che ha la squadra di Toscano. È una conseguenza del gioco poco efficace che questa squadra continua a proporre. Quando non hai delle certezze, come dicevo prima, sul piano della manovra, è chiaro che difficilmente fai gol e quindi la conseguenza è che non possono arrivare vittorie e resti lì in una posizione di limbo con un calendario che invece ti proponeva un trampolino ideale per lanciare in maniera chiara un segnale al campionato. Ricordiamo nelle ultime 4 il Catania ha affrontato Foggia, Latina, Turris e Messina. Insomma, partite dal coefficiente di difficoltà medio-basso, e adesso invece, dopo questi passi falsi, il calendario presenta delle insidie di non poco conto, perché il Catania affronterà in serie Crotone fuori casa, Trapani in casa, Avellino fuori casa e poi il Trapani di nuovo in Coppa Italia. Quindi 4 impegni molto molto difficili, nei quali il Catania dovrà dare delle risposte, in primis dal recupero di alcuni giocatori lungodeggenti, altri che ieri erano assenti per squalifica. Avrà necessità assoluta di avere quante più forze a disposizione, perché è un ciclo di partite molto molto impegnativo. Alessandro, stasera proseguiremo chiaramente questi ragionamenti anche per quello che sarà poi il proseguo di stagione del Catania, ma intanto stasera vedremo anche quella che è il giudizio, le pagelle complessive della squadra. Ora però ci soffermiamo, prima di chiudere questo nostro collegamento, su un giocatore che ieri probabilmente ha segnato fortemente in negativo la sua prestazione personale, ma probabilmente forse certamente tutti possiamo sbagliare, tutti possono sbagliare, ma sui suoi piedi sono arrivate forse le occasioni migliori perché il Catania potesse sbloccare il risultato. Sì, stiamo parlando di Adriano Montalto, perché è un giocatore di tale esperienza, ce lo dice anche il contributo grafico che stiamo per vedere. Appunto, un giocatore dell'88, siciliano, nato a Erice, che in carriera ha sempre fatto gol in tutte le categorie, e quindi stride questa premessa con quello che stiamo vedendo, che non si ferma all'analisi degli errori di ieri, alcuni veramente incredibili, ma a quello che è stato il contributo che finora Montalto ha offerto in una stagione a dir poco opaca per quanto riguarda le sue prestazioni. Il bilancio ci dice che ha fatto un solo gol su calcio di rigore nella partita di Giuliano, e poi spezzoni, alcune partite insomma, che ha disputato da titolare, ma finora veramente un contributo assolutamente impalpabile, ed è un fatto rilevante, perché tolto Inglese come punta centrale c'è soltanto lui, visto che Popovic praticamente è scomparso dai radar, e quindi è un qualcosa che si riverbera in maniera particolarmente negativa sul rendimento di questa squadra, soprattutto nelle partite casalinghe. Alessandro, allora noi ci troviamo... Peraltro, dalla grafica che abbiamo visto prima, possiamo fare anche un ideale paragone con quello che era il rendimento alla stessa giornata della scorsa stagione di Adriano Montalto, che con la maglia della Casertana alla 13ª giornata aveva messo a segno 4 gol, appunto contro l'unico di questa stagione, peraltro sul calcio di rigore. Allora, grazie Alessandro, l'appuntamento è stasera.
20:45 Andiamo stasera. come sempre su Telecolor per la versione estesa di Corner e ci occuperemo di Catania, parleremo sì del derby di ieri, su cui torneremo a concentrarci ancora una volta fra pochissimo quando andremo a collegarci con Sergio Golosi a Messina. Per adesso ci dobbiamo fermare, una breve sosta per noi, subito dopo andremo a Palermo da Marco Gullà, vi aspetto. Siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner, come annunciato. Adesso parliamo di Serie B con Marco Gullà, collegamento da Palermo. Marco, sembra essere tornato di nuovo l'incubo del Barbera per la squadra di Dionisi, che ha vinto sì la sua partita con la Reggiana, però poi è tornato di nuovo in casa e ha perso in maniera, diciamo, anche un po' sfortunata, con ogni probabilità, perché il gol del Cittadella è arrivato nei minuti finali, però questa squadra non concretizza, ha delle difficoltà oggettive, lo dice anche il suo allenatore, a mettere, diciamo, a concretizzare quello che produce. Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sì, è un Palermo come sempre discontinuo, un Palermo che ogni volta stenta il decollo. Sembrava che la vittoria appunto in casa contro la Reggiana avesse nuovamente cambiato, fatto fare una sorta di switch mentale a questa squadra, psicologico. Così non è stato. È arrivato prima il pari molto deludente sul campo del Mantova e poi ieri la sconfitta contro il Cittadella in casa. Al di là del fatto che il Palermo comunque ha collezionato diverse palle gol, soprattutto nel primo tempo, al di là del fatto che comunque sullo 0-0 c'era un rigore abbastanza netto per la formazione rosanero, inspiegabilmente non concesso, o dico può succedere che magari l'arbitro non lo veda, ma anche il VAR insomma ha sorvolato, è davvero incredibile. Ma al di là di questo il Palermo queste partite le deve necessariamente vincere, soprattutto le deve vincere anche perché comunque il Cittadella di ieri è stata poca roba, al di là del gol confezionato da Pandolfi, che è comunque una bestia nera per il Palermo. Determinate partite come quelle di ieri non vanno nemmeno pareggiate, le devi vincere, le devi chiudere probabilmente già a primo tempo se vuoi ambire a qualcosa di grande, come appunto hanno detto, ha fatto intendere il City Group, come hanno detto alcuni dirigenti rosanero, seppur non in maniera ufficiale, però hanno sempre insomma detto tra le righe che questa squadra doveva ambire alla promozione diretta. Uno, probabilmente il tifoso del Palermo deve iniziare anche a rassegnarsi a quello che è il trend di questa squadra. È una squadra che probabilmente non è idonea a giocarsela per i primi posti in classifica. Vediamo la classifica per l'appunto. Sì, il Palermo è probabilmente questo, è una squadra che può anche vincere una, due gare consecutive, però poi alla terza ti perde in casa o ti pareggia, quindi non è una squadra in questo momento matura per giocarsi la promozione diretta. È stata costruita male? Probabilmente sì, perché quando spendi 5 milioni di euro per un giocatore che ha delle qualità importanti come le Doiron, ma che con ogni probabilità ancora non appare pronto per il campionato di Serie B, è un errore. Quando spendi 1,5 milioni di euro per un altro giocatore francese che si chiama Poix, insomma, oggetto misterioso, è un errore. Quindi al di là del fatto che comunque in seno al club c'è il City Group e che comunque poi ci sono dei dirigenti come Vigon, come Gardini e come lo stesso De Santis, anche i più grandi sbagliano, cioè non per questo insomma non significa nulla se hai vinto la Champions League con il City o vinci ogni anno la Premier. Quello è un altro mondo. Il mondo Palermo è un mondo sicuramente diverso, più complicato forse per certi aspetti, perché sappiamo benissimo che il calcio italiano ha determinati parametri. Al di là di tutto, di questa parentesi, diciamo che comunque il Palermo ha perso, si allontana dalle zone alte della classifica e ha questo problema di maturità che ancora non riesce a raggiungere. Allora sentiamo cosa dice Dionisi della sua squadra. Eravamo stati bravi a limitarli, a contenerli, sapevamo che avrebbero fatto questa partita, però non è bastato. Quando non riesci a vincere non devi perdere. Noi abbiamo fatto tutto per vincere e onestamente abbiamo concesso veramente poco, però
però abbiamo concesso troppo, mi sento di dire, perché se poi perdiamo 1-0 abbiamo concesso più di quello che avremmo dovuto. Dopo ogni partita dobbiamo pensare alla prossima, ora dobbiamo pensare a questa, assumerci la responsabilità di questa, renderci conto che quello che stiamo facendo non basta, perché il gioco non basta. Se non sei determinato, se non sei efficace, prima parlavamo di un Palermo che creava poco e magari riusciva a vincere lo stesso, ora parliamo da un Palermo che da un po' di partite crea fin troppo. Forse dovremmo creare meno e però capire che le occasioni vanno concretizzate. Ma nella sintesi cosa manca? La cattiveria sotto porta, essere cinici, concentrazione, perché poi se tu crei tante occasioni da gol, abbiamo fatto questo discorso anche per il Catania, nel senso che il Catania è arrivato sotto porta almeno 3-4 volte ieri ma non ha mai segnato, ha sbagliato anche davanti alla linea di porta. Stesso discorso può essere fatto per il Palermo. Ma sì, è un problema in comune di tante squadre. Palermo, ad esempio, ce l'ha atavico per adesso, quello di non riuscire a fare gol, soprattutto determinati giocatori, Angelo. Quando i centrocampisti non segnano, quando l'attaccante non segna, quando gli esterni fanno 1-2 gol ogni 10 partite, un problema c'è. Forse anche di modulo a questo punto, perché l'abbiamo sempre detto e ribadito, probabilmente questo 4-3-3 non è assolutamente congeniale per le qualità di alcuni calciatori, come Ranocchia, come Segre, come lo stesso Brunori, che è desolato, ormai abbandonato in panchina, un bomber da 20 gol che gioca 15 minuti e sicuramente un altro fallimento, un altro flop da parte del Palermo e anche di Dionisi, perché dobbiamo dirla tutta, il principale responsabile come sempre è l'allenatore, in questo caso Dionisi. Quindi se Dionisi non cambierà sicuramente la squadra e il rendimento soprattutto della sua squadra, a questo punto anche lui potrebbe rischiare il posto, ma è giusto così, è la legge del calcio, insomma, se non fai i risultati, se non porti a casa i punti, rischi. E quindi in questo caso il Palermo in questo momento balbetta, e come è una sorta di malato convalescente che però rischia sempre di essere ricoverato. Quindi diciamo subito che questa squadra veramente, se non dovesse cambiare trend nelle prossime partite, la prossima sicuramente quella di venerdì a Frosinone, potrebbe poi anche compromettere la permanenza o no di Dionisi. Allora, grazie anche a Marco Gullà per il suo contributo per Anteprima Corner. Ci ritroviamo con Anteprima la prossima settimana, come sempre, stavolta lunedì in maniera regolare, anche se alcune di queste partite si giocheranno venerdì. Vedi il Palermo che gioca in anticipo e ci fermiamo ancora, torniamo a parlare fra pochi minuti di Lega Pro, andremo a collegarci con Messina e con Trapani, a fra pochissimo. Ci occupiamo ancora di Lega Pro, campionato di Serie C, il girone meridionale, quello che riguarda evidentemente anche le formazioni siciliane. Abbiamo parlato prima del Catania, adesso vediamo l'altra faccia del derby, quello di ieri del Massimino, una faccia certamente soddisfatta per quello che poi è stato il risultato sul campo. Non ci sarà stata una grande espressione di gioco, però il Messina in qualche modo ha portato a casa un prezioso punto per la salvezza. Mi riferisco chiaramente alla sofferenza anche che ha affrontato la squadra di Modica negli ultimi minuti, quando è rimasta anche in inferiorità numerica. Buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio. È stato un Messina schiacciato nella propria tre quarti di campo, lo era stato già per tutto il primo tempo, ancora di più nella ripresa ulteriormente quando poi è rimasto in 10 dall'80esimo poi fino al sesto minuto di recupero. È stata una partita a senso unico, di questo ne sono tutti consapevoli, credo anche lo stesso allenatore Giacomo Modica, che non ha rilasciato dichiarazioni alla seconda volta consecutiva, però ha un po' snaturato quello che è il suo gioco, che cerca sempre le verticalizzazioni, le aperture, insomma di giocarsi la partita anche in trasferta, ma il Messina avvertiva i 9 gol che aveva subito nelle precedenti due gare tra Avellino e in casa con la Cavese, e ha espresso una prestazione sotto la linea difensiva, sotto
sull'aspetto difensivo, diciamo che per il resto il Messina ha tirato in porta soltanto una volta al 14° della ripresa con Petrungaro, per il resto non è mai arrivato dalle parti di Adamonis, si è soltanto difesa. Passatemi la battuta, Montalto è stato come un difensore aggiunto per il Messina, nel senso che ha commesso degli errori di sottoporta incredibili che non appartengono a quello anche che il suo rendimento negli anni passati. Il Messina ha beneficiato di questo, altrimenti staremmo a parlare ancora una volta di un'altra sconfitta. È un punto che poi nella classifica del Messina non è che lo migliori di tanto, anche perché nel pomeriggio era accaduto che il Taranto aveva vinto ad Avellino, però è un punto che può portare morale, ma per vincere le partite, perché ricordiamo il Messina è sempre una squadra che ne ha vinto soltanto una in 13 incontri con 5 sconfitte e 7 pareggi, servono altri numeri, serve altra qualità. Siamo comunque convinti, al di là della partita, dell'esito della partita, perché sulla prestazione c'è poco da dire, nel senso che il Messina ha fatto meglio anche in altre occasioni in cui è stato sconfitto su altri campi, però non è questo il Messina che può salvarsi. Si è dimostrato ancora una volta di essere in cura, è una cura prolungata cui dovrà sottoporsi soprattutto a gennaio nel mercato se vuole salvarsi. Ma ieri nel pre-partita il direttore del Messina è intervenuto in diretta nel nostro pre-gara, ha fatto capire in qualche modo, insomma, che ancora è presto chiaramente per parlare di futuro, ma in ogni caso si pensa a fare qualcosa, perché indubbiamente questa squadra ha necessità di avere dei rinforzi anche importanti, perché è una squadra molto giovane. Ieri, nonostante la giovane età, diciamo, i calciatori del Messina hanno lottato su ogni pallone. Su questo chiaramente Sergio, lo abbiamo detto e sottolineato più volte, non si può rimproverare nulla al gruppo di Modica, che chiaramente avrà dei limiti di esperienza, limiti tecnici, limiti tattici, però sul fronte dell'impegno questi ragazzi mi pare di poter dire che in campo non assolutamente risparmiano energie. Ma infatti ieri sia il carattere, l'impegno, la determinazione, il cercare a tutti i costi il risultato sono delle qualità che emergono e comunque non sono mai mancate al Messina. Però poi c'è la qualità, c'è il calcio giocato, ci sono gli obiettivi, ci sono le società che investono milioni di euro, e certamente questa non è la società dell'ACR, e poi c'è una differenza in campo. Ieri non c'è dubbio che con una fase realizzativa diversa, anche al minimo sindacale, il Catania la partita l'avrebbe vinta. C'è stato un ottimo Krapikas, un Manetta davvero superlativo, un buon Salvo fino all'espulsione che qui vediamo nelle immagini, però il Messina manca in tante componenti, non è questa la squadra che può salvarsi nel modo più assoluto, perché in condizioni normali e con un attaccante magari un po' più lucido sotto porta, questa è la partita che si sarebbe persa, come già è accaduto in altre occasioni. Cioè, il Messina le partite fino ad oggi, tranne questa del Massimino, le ha pareggiate perché ha fatto delle grandi prestazioni, magari è passato in vantaggio, all'ultimo è stato raggiunto come col Trapani e altre partite, però il Messina mai riesce a ottenere un punto in queste condizioni, come è accaduto ieri. Basta guardare questo errore, ma ce ne sono stati tanti altri di marca rossa-azzurra. Sergio, prima di salutarci, il prossimo impegno del Messina. Giusto per restare in tema, al Franco Scoglio domenica alle 17:30 arriva il Giuliano, che è un'ottima squadra. Nelle ultime 2 partite ha vinto 3-1 a Picerno e ieri ha battuto 2-1 il Trapani. È una squadra molto forte e Messina, al di là del grande impegno, della voglia di lottare che gli viene riconosciuta da tutti, deve anche mettere qualcosa sul piano tecnico qualitativo per cercare di contrastare questo, che è un altro avversario di spessore, che però attraversa un momento molto buono e che segna parecchio.
Grazie, allora Sergio, ci ritroviamo nel corso dei telegiornali ovviamente per aggiornarci la situazione, ci aggiornerei sulla situazione di Messina e poi ci ritroviamo lunedì prossimo per raccontare e fare il punto della situazione del weekend calcistico. Buon lavoro a te Sergio, adesso andiamo a Trapani dove c'è Franco Cammarasana. Franco, il Trapani è chiaro sta rallentando. Ha rallentato, ha perso in casa prima con l'Avellino, adesso ha perso sul campo del Giuliano. Sono due diciamo, squadre di alta classifica, entrambi stanno davanti, però ieri probabilmente il fatto di essere rimasti in 10, non avere, per infortunio, non avere un giocatore da poter mandare in campo perché le sostituzioni erano già state fatte, in qualche modo ha penalizzato la squadra Granata, la squadra di Aronica. Franco. Assolutamente sì, ma al di là del fatto di essere rimasti in 10, in Granata ieri nel primo tempo, quando si è giocato 11 contro 11, hanno mostrato una certa involuzione sul piano del gioco rispetto alla gara di qualche giorno prima contro l'Avellino, dove nel primo tempo avevano attaccato, avevano creato diverse occasioni, alcuni tiri in porta importanti, 13 calci d'angolo. Ieri nel primo tempo no, assolutamente. Il Trapani sul piano del gioco ha avuto sicuramente una involuzione, tanto che il migliore in campo è stato il portiere Seculin, chiamato più di una volta a degli interventi abbastanza importanti. Poi il Trapani è rimasto in 10 e questo probabilmente anche un errore, ma non soltanto del tecnico, perché si tratta di Zuppeli e di Valietti, due atleti che venivano da riposi forzati per via di guai fisici, che evidentemente sono stati schierati in campo non ancora in condizioni perfette, perché Valietti al primo contatto con un avversario ha accusato di nuovo fastidio a una spalla che l'aveva costretto a stare fuori per un bel po' di tempo. Lo stesso per quanto riguarda Zuppel, che al primo allungo ha avuto un riacutizzarsi di un problema muscolare. Le sostituzioni erano state effettuate, il Trapani è rimasto dal 70° in poi in 10 e poi a 2 minuti dal termine ha subito il gol della sconfitta. Nelle ultime 6 partite soltanto una vittoria per il Trapani, 3 pareggi e 2 sconfitte. Probabilmente in questo momento in casa Trapani si sta meditando, ci sono delle riflessioni, vedremo cosa deciderà il presidente Antonini, il quale mercoledì scorso ha riconfermato fiducia al tecnico, ma dopo questi risultati mi sa che la panchina di Aronica non sia molto solida. Allora Franco, proprio su questo io vorrei sentire, ti farei sentire anche le parole dette da Aronica ieri nel dopo partita. Mi sento in bilico, poi chiaramente con calma parlerò col presidente, con chi di dovere, ma ripeto, oggi portiamo via una buona prestazione come quella che ha caratterizzato le ultime 3 partite. Chiaramente quando i risultati tentennano e veniamo da 2 sconfitte di fila ci sta che comunque qualcosa va analizzato e va ricercato, però ripeto, sono sereno perché quello che ha fatto vedere oggi il Trapani meritavamo qualcosina in più. Poi se dovessero decidere qualcos'altro chiaramente l'accetterò volentieri perché ripeto, è stata data un'opportunità importante e quindi non vedo perché si debba inclinare la mia posizione. Allora, eccole qui le parole di Aronica, in qualche modo è consapevole Aronica di essere, diciamo, nell'occhio, non dico nell'occhio del ciclone, però sotto osservazione da parte del presidente Antonini. Assolutamente sì, e comunque la prestazione del Trapani, almeno nel primo tempo, non è stata dello stesso livello di quella offerta mercoledì contro l'Avellino. Probabilmente il Trapani sta pagando delle scelte fatte da Antonini e dai suoi collaboratori ad inizio di estate, quando ha scommesso prima su Alfio Torrisi e poi su Aronica, dovendo allestire 2 tecnici molto bravi che conosco abbastanza bene, ma al primo anno, alla prima esperienza in Serie C, un campionato difficile, e per una squadra che punta ai vertici del campionato, forse la scelta non è stata azzeccata. Antonini sta riflettendo su questo, ancora la stagione non è compromessa del tutto, ma sicuramente si sta andando, ripeto, a passo troppo lento. Per una squadra ambiziosa non è l'ideale. Ripeto, nelle ultime 6 partite soltanto una vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte. È troppo poco per una squadra ambiziosa.
Grazie, allora Franco, ci ritroviamo la prossima settimana, lunedì prossimo con Anteprima Corner, ci racconterai in settimana l'avvicinamento del Trapani alla prossima sfida di campionato. Con la Gavese sabato pomeriggio alle ore 15 al provinciale. Grazie, molto bene, noi ci fermiamo qui con Anteprima Corner, l'appuntamento è come sempre 20:45 su Telecolor per Corner versione estesa, si parlerà tanto ancora del derby tra Catania e Messina di ieri, ma ci proietteremo proprio al prossimo impegno di domenica con il Crotone per quanto riguarda il Catania. Anteprima Corner torna invece lunedì prossimo, buon pomeriggio.